Oggi vi presento la regina di Napoli, la pizza fritta. 12 grammi di lievito di birra fresca che facciamo sciogliere in 350 grammi di acqua, 500 grammi di farina Caputo, io uso il pacco rosso. Mescoliamo e appena l'impasto sarà più compatto 2 cucciaini di sale. Mescoliamo ancora e appena l'impasto si sarà attorcigliato vicino al gancio è pronto. Olio extravergine d'oliva e lo cospargiamo bene per tutto l'impasto. Questo ci renderà più facile lavorarlo. Mettiamo sul tavolo da lavoro e incominciamo a fare delle pieghe formando una bella palla. Adesso prendiamo un contenitore, lo cospargiamo sempre d'olio e ci mettiamo la palla in. Copriamolo e andiamo per un'oretta. Passata la nostra ora prendiamo l'impasto e lo rimettiamo di nuovo sul tavolo da lavoro. Facciamo di nuovo le pieghe e formiamo una volta una bella palla. Guardate com'è bello, già si è gonfiato, già si è guardate pure i bollicine d'aria, vedete? Questo vuol dire che il creatore sta lievitando bene. Riprendiamo la palla di impasto, mettiamo di nuovo nel contenitore e andiamo per un'altra ora. Passata quell'altra ora lo rimettiamo sul tavolo da lavoro e lo faremo in 4 parti. Mi raccomando, mettete sempre della farina sul tavolo perché comunque è un po' appiccicoso, quindi vi renderebbe difficile lavorarlo. A questo punto, invece di una palla grande, dobbiamo fare 4 palle piccole e mettiamo sul tavolo da lavoro e le copriamo sempre e aspetteremo il raddoppio. Se le coprite con una pellicola, vi raccomando, metteteci sempre un po' d'olio sulla superficie perché sennò possiamo rischiare che la pellicola si attacchi. L'impasto è pronto, prendiamo una pallina e formiamo un rotondo come avete visto. Non facete troppo sottile, vi raccomando, sennò quando andiamo a mettere la roba in si rompe. La farciremo con ricotta, cicoli, prosciutto cotto e provola. Ah, mi ero scordato il pepe. Poi se voi volete farci diversamente, fatelo. E mo' viene una cosa più importante, la chiusura. Mi raccomando, pigliatela a cazzotto come sto facendo perché se non si chiude buono, rindall'uoglio su 0,48. Giratelo pure tutto al contrario e dateci una di 2 scazzottate. Altra cosa importante, ma che andate a friggere, l'olio deve stare a 180-190 gradi. Questo ci permetterà di ottenere un impasto dorato e non bruciato. E soprattutto, come diciamo a Napoli, non è patruoglia. E bire che te magna. E lasciate che vi dico una cosa, ci stanno persone che per fare questi piatti si fanno chiamare chef, io non sono uno chef. Detto questo, buon appetito a tutti.